Buongiorno, tutto ok? Va bene, tu che sei a casa, un buongiorno. Che possiamo vivere questa mattina, questo culto, se tu assistirai al pomeriggio, alla sera, non lo so, ma che questo momento sia una esperienza viva con il nostro Dio. Io vorrei condividere all'inizio di questo culto un brano che i ragazzi, ieri durante il culto qua, l'evento dei ragazzi, e hanno lavorato sull'ansia. E è un testo che noi conosciamo, está in 1 Pietro, capítulo 5 e 7. Noi conosciamo, ma c'è una grande differenza tra conoscere e mettere in pratica. E la parola del Signore non è teoria, non è una conoscenza. Noi non possiamo diventare religiosi, noi dobbiamo diventare veramente cristiani che praticano la parola. E parlare della ansia è quello sentimento, quella sensazione che tante volte è la nostra amica oppure nemica, possiamo dire. E Gesù lavora tante volte su questo, non avere preoccupazioni, perché Dio prende cura di noi. E il nostro valore è molto più grande di un fiore del campo, è molto più grande di un passero. E noi dobbiamo sapere che questa grandezza, questo amore di Dio, che si manifesta nella nostra vita in Cristo Gesù, io devo sapere che Lui prende cura di noi. E questo brano di 1 Pietro, capítulo 5, versetto 7, dice così: gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Interessante questa azione di gettare su di Lui, di lasciare su di Lui, abbandonare questa preoccupazione in Cristo Gesù. Perché questo brano dice così, perché Egli ha cura di noi. Questo Dio che ci ama, che prende cura di noi, che ci sostiene, è questo Dio che sta dicendo: Caio, perché questa preoccupazione? Getta su di me, getta su di me, lascia con me. E tante volte noi preferiamo stare abbracciati con questa ansia, preoccupazione, e Dio sta dicendo: perché? Fidati di me. E noi dobbiamo camminare nella nostra vita in serenità, in riposo, sapendo che è il Signore che prende cura di noi. Io sempre faccio quella frase che non è una battuta, è vero: preoccupazione è peccato, ansia è peccato, perché è mancanza di fiducia nel Signore. Perché quando io getto su di Lui, io so che il Signore prende cura di me, io posso stare bene. Così tante volte noi viviamo quella situazione di mancanza di soldi, mancanza di salute, mancanza di lavoro, preoccupazione con questo. Ma chi prende cura di te? È lo stesso che ti ha creato, è lo stesso che ti ama, è lo stesso che è il grande Dio, un Dio che può tutto. E nel momento che io conosco questo Dio che può tutto, io posso gettare su di Lui tutta la mia ansietà, tutte le mie preoccupazioni. Abbiamo qua con noi un grande pescatore che quando vede un peixe getta su quel pesce la canna, perché dopo viene, getta, lascia lá. Ossia il senso di una rete che si getta, il senso delle mie preoccupazioni che si getta. E noi dobbiamo fare questo, lascia con Dio. Se c'è qualche ansia nella tua vita oggi, qualche preoccupazione, só posso dirti una cosa: getta sul Signore, perché Egli ha cura di te e Lui ti ama, e Lui ti ama. Preghiamo? Possiamo iniziare questo culto pensando nella nostra vita? C'è qualche preoccupazione? Qualche ansia? C'è qualche situazione nella tua vita che tu senti che non sta bene, che manca un'azione? Non sei tu a risolvere, non sei tu. L'unica cosa che tu devi fare è gettare su di Lui, perché Egli ha cura di te, perché Lui ti ama. Prega il Signore adesso e confessa e dica: Signore, questa situazione sta provocando una ansia, una preoccupazione, questo sentimento negativo. Prendi cura di me, tu mi ami, che io possa avere questa pace, serenità,
di gettare su di te tutto questo, perché sei tu, oh Padre, che agisci. Iniziare un culto, oh Padre, un culto è un'offerta e possiamo offrire la nostra vita, possiamo offrire tutto quello che sta oggi dentro di noi. Vogliamo oggi, oh Padre, cantare, adorarti, felici, contenti, sereni, perché sei tu che prendi cura di noi, le nostre ansie, le nostre preoccupazioni. Basta gettare su di te. Questo culto, oh Padre, vogliamo vivere in completa libertà per te, e che lo Spirito Santo, Padre, possa fare una trasformazione, un miracolo in noi, in modo che possiamo vivere, oh Padre, bene per te. Vogliamo iniziare, oh Padre, questo culto in consacrazione a te e essere liberi in te, gettare su di te tutte le nostre preoccupazioni. Nel nome di Gesù, oh Padre, lavora, trasforma la nostra vita e la potenza dello Spirito Santo possa agire nel nostro cuore. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém? Adoriamo nosso Signore? 3 persone? Adoriamo? Possiamo stare in piedi, cantare, adorare e dire alleluia, alleluia, e offrire questa lode al nostro Signore, questo culto a Lui, perché è Lui che prende cura di noi. Cantiamo, adoriamo e possiamo vivere questo culto in perfetta libertà con Lui. Alleluia, adoriamo il nostro Signore. Il tuo amore è forte, stabile, non cambia, come una montagna su cui fermo sto. Quando io ti vedo, il tuo amore brilla come una canzone che rilasci in me. Alleluia, 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 canto in me il tuo amore. Alleluia, 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 canto in me il tuo amore. Il tuo amore cresce ed è sorprendente, come questa gioia sale dentro me. Il tuo amore agisce come un mistero che mi porta in alto e libero mi fa. Alleluia, 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 canto in me il tuo amore. Alleluia, 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 canto in me il tuo amore. Siamo contenti e allegri, Signore, di essere qui questa mattina per lodare il tuo nome. Cantiamo insieme. Alleluia, alleluia, Mani, alleluia, canta in me. canto in me il tuo amore. Alleluia, 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 canto in me il tuo amore. Alleluia, 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 canto in me il tuo amore. Alleluia, 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 canto in me il tuo amore. Alleluia al tuo nome, Signore. E solo Lui è degno di ogni lode, di ogni onore, ed è il Cristo che noi possiamo fidarci ogni giorno delle nostre vite. Amen? Lodiamo il Signore. Cristo, sei il mio rifugio, in te io confido. Cristo, sei il mio rifugio,
quello che il Signore ha sognato, è quello che il Signore ha desiderato per noi, è che possiamo essere veri adoratori, che potevamo veramente seguire i Suoi passi e conoscere veramente Lui come amico, come Padre, come Salvatore. È quello che il Signore sogna e noi possiamo vivere i sogni di Dio per le nostre vite ogni giorno. Amen? Possiamo lodare il nome del Signore e ringraziare perché Lui è quello che sogna per noi una vita in abbondanza, è quello che sogna per noi la sua vita in noi, la sua luce trasparecendo di noi, facendo testimoni dappertutto, ovunque noi passiamo, ovunque noi andiamo, che noi possiamo veramente riflettere la luce del Signore. Amen? Lodiamo il tuo nome, Signore. Nei tuoi sogni c'è il vero adoratore, nei tuoi piani una generazione chiama te, prima che io possa pensare tu sai già quello che io dirò. Cantiamo? Mi hai amato prima ancora che io conoscessi te. Solo tu conosci il mio cuore, solo te sogni c'è il vero adoratore, nei tuoi piani una generazione che ama te, prima che io possa pensare tu sai già quello che io dirò. Mi hai creato e conosci il mio cuore, e Lui mi hai amato prima ancora che io conoscessi te. Solo tu conosci il mio cuore, solo te va la mia adorazione, solo tu conosci il mio cuore, solo te va la mia adorazione, solo tu conosci il mio cuore, solo te va la mia adorazione. solo la Chiesa. È solo tu, Signore. E io sono qui per lodare il tuo nome, Signore. Tu solo te va la mia adorazione, solo tu Conosci il mio cuore,
Senhor. È quello che mi ha amato per primo, è quello che conosce i miei sogni, conosce i miei desideri, è quello che conosce quello che c'è dentro il mio cuore e che prima ancora che io parli, il Signore già sa quello che io dirò. Amen? E tu sei meraviglioso, Signore, perché tu conosci tutte queste cose. Il Signore prendi cura di noi, prendi cura delle nostre famiglie, della Chiesa. Signore, tu parla al nostro cuore, Signore. Come che quei tempi, Signore, Neemia, Signore, ha fatto ardere, Signore, il suo cuore, perché lui potesse, Signore, alzarsi, Signore, fare la differenza. Che noi possiamo essere veramente mossi, Signore, dalla tua volontà, del tuo Spirito Santo, per fare la differenza dove noi siamo, Padre, per cambiare, Signore, tutto ciò che è intorno a noi. Gloria al tuo nome, Signore, perché tu ci dà tante cose, tante volte non possiamo o non meritiamo, Signore, ma tu ci sei ogni volta per noi, Padre. Io so le mille storie che narrano di te, ma nella notte hai sussurrato al mio cuore, hai detto che ti do gioia, che sei sempre con me. Dio, tu sei un buon padre, tu lo sei, tu lo sei, tu lo sei, sono amato da te, sono io, proprio io. Dio, tu sei un buon padre, tu lo sei, tu lo sei, tu lo sei, sono amato da te, sono io, proprio io. Ho visto molti cercare risposte lontano da te, ma so che ogni risposta proviene solamente da te, e conosci tutto già prima che parliamo con te. Dio, tu sei un buon padre, Alleluia. tu lo sei, tu lo sei, tu lo sei,
sei, sono amato da te. Sono io, proprio io. La Chiesa, io tu sei. Sono amato. Sono amato. Sono io, proprio io. Dio, tu sei un buon padre. Tu lo sei, tu lo sei, tu lo sei. Sono amato da te. Sono io, proprio io. Dio, tu sei un buon padre. Tu lo sei, tu lo sei, tu lo sei. Sono amato da te. Sono io, proprio io. Alleluia tuo nome, Senhor, perché tu sei un buon padre. Alleluia tuo nome, Senhor, perché tu sei con noi. Insegnaci, Signore, ogni giorno la tua volontà alle nostre vite, Padre. Gloria al tuo nome, Signore. E ricevi la nostra adorazione. Parla, Signore, al cuore della tua Chiesa questa mattina. E in nome di Gesù. Amen e amen. Potete sedervi. Amém? Ti senti amato da Dio, amata da Dio? Amém? Quanto è prezioso sentire questo amore, perciò quanto possiamo vivere bene che quando siamo amati è prezioso, no? Eu sempre dico, quando tu trova una persona un po' amara, è perché questa persona non si sente amata. Ossia, una persona che si sente amata è una persona molto felice, contenta, dolce. O quanto è importante sentirsi amato. E quando nós siamo amati da Dio, possiamo glorificare Lui. C'è qualche problema nella tua vita oggi, qualche situazione difficile o no? Oh. E chi ti ama? Chi prende cura di te? Dio. È interessante nella vita tante volte io litigo con Dio, ok? Perché Dio permette situazioni difficili nella mia vita e dico, ma Dio, perché io? E Dio mi dice, Caio, ti ho scelto io. E sei con te adesso. E adesso stiamo camminando insieme che tu possa dipendere ancora di più di me. E che tu possa vedere che la tua vita non è qui, la tua vita è nell'eternità. Stiamo dicendo già di tante volte, perché tante situazioni che viviamo qua è per non avere nostalgia di questo mondo. Viviamo tante situazioni qua perché Dio sta dicendo, i tuoi sguardi nell'eternità con me. Questo periodo stiamo iniziando una serie di messaggi sulla vita di Neemia e cercare di lavorare nella visione che Dio ti dà come persona, come chiesa. E Neemia è stato uno dei personaggi che Dio ha rivelato na visione a lui. E questo periodo staremo lavorando sempre lo stesso messaggio a Treviso, a Padova, a Conegliano, a Belluno. E staremo lavorando sempre lo stesso messaggio e sempre com o stesso obiettivo de que a Chiesa possa crescere avendo uma visione che proviene del Signore. E leggiamo qua, Neemia capítulo 1, versetto 1 ao 4. Di Neemia e la visione che il Signore la dà. Parola di Neemia, figlio di Acalia, nel mese di Chisleu, del 20º anno, mentre mi trovavo nel castello di Susa, Anani, mio fratello, e alcuni gli altri uomini arrivarono da Giuda. Io li interrogai riguardo ai giudei scampati, superstiti dalla deportazione, e riguardo a Gerusalemme. E quelli mi risposero, i superstiti della deportazione sono là, nella provincia, in gran miseria e nell'umiliazione.
Le mura di Gerusalemme restano in rovina e le sue porte sono consumate dal fuoco. Quando udì queste parole, mi misi seduto, piansi, e per molti giorni fui in grande tristezza. Digiunai e pregai davanti ao Dio del cielo. Nosso Padre, parlare e predicare e vivere la tua mensagem é uma grande gioia per noi, perché la tua rivelazione è per noi. Lo Spirito Santo, ó Padre, possa rivestire la nostra vita, ciascuno di noi, per rivelare quello che è tuo. Guida-ci, ó Padre, nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Chi si ricorda di questa storia di Neemia? Chi si ricorda? Leggete questo libro, ok? In questo periodo, saremo più o meno quasi 2 mesi lavorando su questa storia. E è interessante che questa storia inizia con una visione. Qual era la visione che Neemia ha avuto qua? Ebbe qua. La situazione. E è interessante che esiste una rivelazione, i suoi rivelano a lui una situazione della sua gente, e che cosa cambia nella storia di Neemia? Che cosa fa Neemia? E fa diverse cose qua. Piange, si mise seduto, piange per molti giorni, grande tristezza, comincia a digiunare e a pregare. Perché lui sa di una situazione. Lì comincia una visione che Dio comincia a dare a Neemia. Perciò la visione che noi abbiamo come Chiesa, la visione che noi abbiamo come persona, proviene dal Signore. Dio usa le circostanze, le situazioni per darci una visione. Perciò Dio comincia a rivelare a me, Dio comincia a scegliere la mia vita, Dio comincia a scegliere la sua Chiesa e Dio comincia a rivelare sua visione in modo che la Chiesa possa camminare bene. Perciò Dio comincia a usare i miei talenti, i miei doni, tutte le cose che io ce l'ho dentro della sua visione. Perciò la visione inizia dove tu sei oggi. Perciò tante volte eu penso di spostarmi, penso di andare, ma la visione inizia dove tu sei oggi e Dio comincia a rivelare a te un nuovo processo di camminata. Perciò la visione è per un futuro che io non riesco ancora a vedere. Tu já visto un pittore quando sta davanti a un telo e ha di là i colori, pennelli? Lui já vede il suo dipinto o no? No. Lui comincia a avere una idea, comincia a avere un panorama, comincia a pensare qualcosa e comincia a fare il suo lavoro. Ossia, la visione che Dio ti dà, io non riesco a vedere. Io ce l'ho tutta la mia capacità, io ce l'ho tutto in mano e Dio comincia man mano a rivelare dove io arriverò. È lì che Dio comincia a rivelare la sua visione per me e la sua visione per la sua Chiesa. Perciò quando noi riceviamo una visione del Signore, io devo sapere che è lì che dobbiamo inserire tutta la mia storia, io devo inserire tutte le mie forze e risorse in quella visione che il Signore mi ha rivelato. C'è un testo in Proverbi 29, 18a, solo la prima frase dice così: se o popolo non ha una rivelazione, se un popolo non ha una visione, è un popolo senza freno, è dissipato. Ossia, è un popolo che non sa dove va. Quando noi abbiamo una visione chiara, quando noi abbiamo una visione del Signore, io so dove vado. Neemia, in Babilônia, era come la maggioranza di noi qua. Lui era um extracomunitário. Sim ou não? O que é extracomunitário qua? Eu ce l'ho la cittadinanza italiana, ma eu sono brasiliano. Eu so tanto ce l'ho la cittadinanza, ma sono brasiliano. Quasi tutti qua, quasi tutti no, gran parte nós siamo extracomunitari qua. Perché Dio ti ha portato in Italia? Ah, pastore, tu non conosci la mia storia economica, la mia storia così, così. Perché tu sei in Italia? Perché? Só posso dirti una cosa, tu non sei in Italia per te. La visione non è per una cosa per me.
La visione che Neemia ebbe lá do Signore è per la sua gente. La visione che Dio mi rivela non è qualcosa per il mio bene. È qualcosa che Dio si rivela a me, che Dio mi fa vedere dentro della sua opera e perciò che Dio raduna questo grande gruppo di persone fuori d'Italia, mescola con questo popolo italiano qua, crea la sua chiesa, questa mescolanza bellissima e Dio rivela alla chiesa una visione. E adesso insieme noi cominciamo a vedere qual è la visione di Dio per questa storia che Dio sta rivelando a noi. Perciò la nostra chiesa qua ha una visione. E la visione è questa. Próximo. Qual è la nostra visione qua? Propagare per mezzo della potenza dello Spirito Santo la sana dottrina al fine di sviluppare alla gente una profonda relazione con Dio e con il. Qual è la mia visione quando sto lavorando nel mio lavoro là domani? Portare alla gente a una relazione com Dio e com o próximo. Domani eu vado alla scuola, vado all'università. Qual è la mia visione lì? È portare la sana dottrina in modo che quella gente possa avere una relazione com Dio. Quando io so che questa è la visione che Dio mi dà, la mia vita adesso comincia a avere una guida. Eu sono orientato, guidato dal Signore, un obiettivo che il Signore si rivela a me. Eu non sono lì per un acaso, c'è un obiettivo. Perciò quando c'è la visione, entra la missione della Chiesa. E qual è la missione della Chiesa? Un discepolo generando un altro discepolo. Un gruppo di studio bíblico deve generare un altro gruppo di studio bíblico. Ok? Una Chiesa deve generare l'altra Chiesa. Um insegnante della scuola bíblica, um insegnante de música deve generare un altro insegnante. Ossia, quello che io ce l'ho, io devo generare un'altra persona. C'è qualcuno qua che è eterno o no? Ossia, io devo sapere che il mio tempo qua è corto, io devo generare un'altra persona che possa continuare in questa missione per continuare la visione che il Signore si rivela a me. Perciò la mia responsabilità come missione, come Chiesa, è generare le altre persone come io sono. La mia visione è fare con che la gente possa avere relacionamento con Dio. Ma io per avere questo con il Signore, io devo creare delle persone come io sono. Tu já capito che tu hai dei talenti, capacità e doni? E questo tu cominci adesso a generare nelle altre persone? Noi dobbiamo creare discepoli. E è questo un processo che Gesù ci ha lasciato, di fare miei discepoli. Io devo fare dei discepoli di Cristo, ma io devo seguire a Cristo e è questo un processo che la Chiesa deve continuare a crescere. Perciò che tutti noi dobbiamo fare le cose basate sulla visione che il Signore ha rivelato alla sua Chiesa. È questo il principio e questa è la chiamata che il Signore ci ha dato. E è interessante che la visione è per me. Io non posso delegare la visione. Tante volte eu penso, la visione è per me, io posso donare a qualcuno. No. Dio chiama Neemia, fa conoscere a Neemia la situazione, si rivela a Neemia e adesso dice, Neemia è con te. Quando Dio ti ha inserito qua in Italia, Dio ha detto, c'è una visione per te, c'è una missione per te e tu non puoi delegare questo. La responsabilità è tua. Perciò adesso eu devo sapere qual è la mia visione, altrimenti la mia vita è un caos. È un caos. Eu non so dove andare. Eu prendo la mia macchina adesso vado a casa, vado a un ristorante, vado a fare una passeggiata, non so dove andare, che cosa comincio a fare? Girare e non esco dove eu sono. Quando eu ce l'ho una visione, io so dove andare. Quando eu riconosco che c'è una missione, io so che cosa eu devo fare.
Perciò Dio si rivela per noi, con la visione, e Dio ci inserisce delle missioni che è la mia responsabilità. Allo stesso modo che Neemia ha saputo della situazione di Gerusalemme, Dio mi fa sapere della situazione in Italia. Dio mi fa sapere della situazione della mia famiglia. Dio mi fa sapere della situazione dell'Europa. Dio mi fa sapere della situazione dove io vivo. È lì che io comincio adesso a sapere che la mia missione è portare questa gente a un relazionamento con Dio. Tante volte noi siamo molto critici con le persone che abitano intorno a noi, con le persone che lavorano con noi, e Dio sta dicendo: Caio, questa persona ha bisogno di essere, abbiamo cantato adesso l'ultimo cantico, hanno bisogno di essere amate. Io ti ho messo questa persona che adesso tu devi cominciare a generare un discepolo di Cristo. Comincia a amare questa persona. Quando eu comincio a avere questa visione che il Signore mi dà, è lì che io devo lavorare. Perciò Neemia, quando ha saputo della situazione di Gerusalemme, che cosa fece? Si inginocchia, prega, digiuna, piange, è triste, perché era una situazione di sofferenza. Voi sapete che la mia famiglia sta passando por uma situação de molta sofferenza. La Chiesa lo sa. E io e Astrid, c'è il pianto, c'è il dolore, c'è la preghiera e stiamo soffrendo. Il nostro cuore è entrato in questa storia, perché io devo portare adesso la mia famiglia a un relazionamento con il Signore. Come está la tua famiglia? Sabe quando eu comincio a pensar de família, eu comincio a pensar de Neemia, perché Neemia dove era? Babilônia. La sua famiglia dove era? Forse Gerusalemme. E tante volte eu escapo dal Brasile e lascio lá a minha família, mas é minha. E o Senhor me dice: Caio, tu sai la sofferenza loro. Cominci a lavorare adesso, perché loro possano avere un relazionamento con me. Io non posso trascurare la mia responsabilità con la mia famiglia. Sto parlando della mia famiglia perché è la situazione che io vivo oggi. E quante volte noi ci allontaniamo dalla nostra origine e diciamo: non posso. Neemia mi insegna che esiste una visione, che esiste una storia e che io devo soffrire con loro. Neemia mi insegna questo, perciò lui ha ricevuto una visione e adesso inizia un processo di preparazione e lui non può delegare questo. E quando eu comincio a avere questa visione, io devo sapere che io devo concentrare il mio sforzo in questa storia. C'è un testo in 2 Timoteo 2,4 che dice così: nessuno prestando servizio come soldato si mischia nelle faccende della vita se vuoi piacere a colui che ha arruolato. Quando Dio mi dà una visione, è lì. Un giorno possiamo chiacchierare un po' in modo personale o quanto io e Yassi stiamo vivendo questa storia e siamo concentrati in questa storia. O quanto eu devo saber que quando Dio mi dà una visione, io devo concentrarmi in questa visione del Signore. Io non posso guardare alla destra neanche alla sinistra. Io devo andare avanti su quello che Dio mi ha chiamato a fare. A quello che Dio mi ha chiamato a essere. C'è un testo in Giosuè che dice: sei forte, non guardare alla destra neanche alla va. Così quando ce l'ho una visione del Signore, io non comincio a perdere tempo con le cose che non mi portano a continuare in questa strada con il Signore. Perciò il primo punto di questa storia di Neemia, lui ha avuto una passione, un interesse. Anania, un mio fratello, versetto numero 2, e alcuni degli altri uomini arrivarono da Giuda e lo interrogai riguardo ai giudei scampati, superstiti della deportazione e riguardo a Gerusalemme. Neemia viveva no exílio, estava bene. Dove lui stava abitando? Babilônia, in un palazzo. Stava bene. Poteva in quel momento, la mia gente lá di Gerusalemme, ciao. Sono là, problema loro. Ma no, come sta la mia gente?
Non c'era telefonino, non c'era WhatsApp, non c'era niente di questo per Neemia. Só c'erano le informazioni che arrivavano quando la gente arrivava. E Neemia subito, come sta la mia gente? Quando ce l'ho la visione del Signore, devo avere interesse. Io devo informarmi. Io devo inserire passione in questo. Quando tu vedi una persona com passione, tu vedi a differenza di una persona che ha passione e una persona che è indifferente. Io devo dimostrare interesse in questa storia. La visione che o Signore dà a Neemia è perché aveva interesse, aveva passione. Un personaggio che aveva una situazione equilibrata, la sua vita econômica era stabile, lui abitava in un palazzo, non c'era rischio. L'unica cosa che lui doveva era assaggiare il cibo o le bevande del re. E lui doveva essere sempre contento davanti ao re, che non poteva manifestare tristezza davanti ao re, altrimenti poteva morire. Ma Neemia, in quel momento, nonostante che ho un bel lavoro, nonostante che abiti un palazzo, nonostante questo, mio interesse è la mia gente. Dio mi ha dato una visione. Nonostante che io abito in Italia, ce l'ho un bel lavoro, ce l'ho una bella casa, ce l'ho una bella storia, eu non posso dimenticare la visione che Dio mi ha donato. Io non penso in me, io penso alla mia gente. Io penso alla gente che Dio mi ha donato qua. Io penso nella mia storia, ma io penso nella gente che stanno intorno a me nel mio lavoro dove io abito. Io penso in questa gente. Quando la mia visione è portare questa gente a un relazionamento con Dio, perché io so che un relazionamento con Dio è l'unico modo di guarire e trasformare una persona. Come voi sapete, eu sono andato e tornato. Ma o quanto eu sono in pace hoje, sicuro, perché ho visto adesso la mia famiglia cercando il Signore. Fisicamente una situazione triste, ma spiritualmente sta succedendo una trasformazione. Stanno cercando un relazionamento com o Signore. E quando existe relacionamento com o Signore, existe la guarigione di anima, la guarigione spirituale, existe la guarigione che transforma una persona. È un relazionamento con Dio che cambia una storia. Perciò avere una visione mi fa avere compassione con la gente. Avere una visione, eu comincio a vivere quello che la gente sta soffrendo. Eu não estou giudicando a nessuno. O grande risco que eu posso avere è quando eu comincio a vedere una situazione e giudicare quella situazione. Ah, ma lui sta vivendo questo perché ha meritato. Tu já hai detto questa frase ou solo io? Solo io? Ah, lui sta vivendo questo perché è problema suo. Non è problema suo. Io devo soffrire. Io devo piangere. Io devo avere tristezza. Neemia mi insegna questo. Quando eu ce l'ho questa visione, adesso eu comincio a capire che eu devo inserire la passione e o interesse in questa storia. E melhor che come cristiano adesso, la priorità e la mia passione è ricostruire vita a questa persona che soffre, è ricostruire vita a questa gente che soffre, è ricostruire storia a questa gente che ha perso la storia. La visione della Chiesa qua a Treviso, a Belluno, a Conegliano, a Padova è ricostruire la storia delle persone che stanno soffrendo. Qual è la storia che tu devi ricostruire oggi? È il tuo vicino di casa. Qual è la storia che tu devi ricostruire oggi? È tuo collega di lavoro domani. Qual è la storia che tu devi ricostruire domani? È tuo collega di scuola. È questa storia che tu devi ricostruire, ma tu devi vedere che loro stanno soffrendo. Ma tante volte eu lavoro com uma pessoa per 15 anni e non so neanche il suo nome. Tante volte eu lavoro com uma pessoa que eu não so neanche qual é a sua storia. Io devo coinvolgermi con le persone. Io devo cominciare a soffrire con le persone. Tante volte quello che mi preoccupa dei cristiani è che loro vogliono stare al posto delle persone non cristiane perché penso solo nella parte economica. Ma loro soffrono. Loro soffrono. Eu devo coinvolgermi con questo gruppo di persone che stanno morendo. E se viene la morte, dove andranno loro? A una eternità senza Dio. La responsabilità è mia di ricostruire un relazionamento di questa gente con il Signore.
Come si chiama o tuo colega de lavoro? Como se chama o teu vicino de casa? Como se chama o teu colega de escola? Que tu hai bisogno de reconstruir o relacionamento com Dio. Cominci a pregare, cominci a soffrire con questa persona. E tu já hai cominciato a pensare, se eu comincio a coinvolgermi con questa persona si sentirà, abbiamo cantato, si sentirà amata. E quella persona ti dirà un giorno, tu sei la prima persona che si coinvolge con la mia sofferenza. Questa persona si sentirà amata forse la prima volta nella sua vita. E sei tu a dare vita a quella persona. È questa la visione di Dio per noi. È questa, che quando eu comincio a vivere questa visione del Signore, adesso eu non penso più nelle piccole cose della vita. Tu hai già abbandonato un rapporto perché una persona ti ha fatto un muso in faccia? Sì o no? Tu já abbandonato un gruppo di studio perché qualcuno non ti ha salutato in quel giorno? Tu já hai girato le spalle a qualcuno perché quel giorno qualcuno ha dato un buongiorno un po' così? Tu já hai abbandonato un gruppo di persone na chiesa perché è successo una storia che per te non era giusta? Sono sciocchezza, sono le cose banali. Perché una persona senza visione è una persona che pensa solo in se stessa. L'orgoglio e la superbia uccide, ma quando ce l'ho una visione di guarire la gente che soffre, non importa quello che è intorno a me. La storia di Neemia ti insegnerà questo, che lui aveva delle opposizioni mentre stava ricostruendo. La nostra storia, mentre sto ricostruendo la vita delle persone, io avrò delle opposizioni. Ma se io ce l'ho la visione del Signore, io non mi fermo. Io sono stato chiamato a creare relazionamento delle persone con Dio. La mia missione è creare una persona come io, come un vero discepolo di Cristo. È questa la mia missione. Perciò quando io comincio a avere questo di modo molto chiaro, io non mi fermo. La gente tante volte mi dice, pastor, tu sei pastore già di questa chiesa da quasi 20 anni. Dove tu hai sbagliato? Io ho commesso un grande sbaglio in questa chiesa. Eu quando digo que questa chiesa qua, ma dico tutta la nostra chiesa. E o grande sbaglio è dare de responsabilità alle persone che non amavano la chiesa. Meu grande sbaglio è dare de responsabilità alle persone che non amano la chiesa. Meu grande sbaglio è dare de responsabilità alla persona senza visione del Signore. Questo è il grande sbaglio. No giorno che io racconterò la storia, dirò, e no giorno che dirò ai futuri pastori, non inserisci delle responsabilità alle persone che non amano, alle persone che non hanno visione del Signore. Queste persone non sono pronte a essere perseveranti, a resistere, a continuare l'opera. Quando eu vedo un gruppo di persone qua che sono storiche nella chiesa, io comincio a dire, queste persone sono meravigliose, perché hanno sofferto e continuano saldi e fortificati, perché hanno visione del Signore. Quando eu ce l'ho la visione del Signore, nulla mi impedisce di abbandonare o di rallentarmi, perché la visione che mi dà è il... Chi mi dà la visione? È il Signore, non è mia. È il Signore, e io devo proseguire. Quando la mia visione è nella trasformazione della gente, io non guardo a me. Io sono morto. Io già sono morto per questa opera del Signore. Galati, capitolo 2, 20, dice così. Sono stato... Che cosa Paolo stava dicendo? Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Se tu non riesci a capire questo testo, prendi la tua Bibbia oggi e prendi 2 Corinzi capitolo 11 e cominci a leggere.
E tu vedrai tutte le sofferenze che Paolo stava vivendo. E lui diceva, não importa, eu já sono morto com Cristo. E adesso eu vivo per Cristo. Cristo, Dio mi ha dato una visione. E io vado, não importa le sofferenze, não importa i naufragi, não importa le persecuzioni, não importa le bastonate che ho ricevuto. Io continuo perché Paolo aveva una visione. 2 Coríntios capítulo 11, leggete a casa dopo. Perciò Neemia era una persona pronta a abbandonare la sua zona di conforto. Era nel palazzo, ma la visione era a Gerusalemme. E adesso lui lascia la sua zona di conforto. Paolo ha lasciato la sua zona di conforto e ha cominciato a fare dei viaggi. Noi dobbiamo lasciare la nostra zona di conforto e cominciare a vivere la visione del Signore. Tante volte noi lavoriamo per creare il nostro conforto. E Dio dice, non è così. Comincia a dare a te adesso tanta scossa che tu possa uscire dalla tua zona di conforto. Tu non sei stato chiamato a vivere il conforto qua. E viene quella scossa e tu cominci, ai Dio, perché? Perché io ti amo. Ma Dio, perché? E viene questa chiamata del cellulare, do telefonino. E vieni, è questa zona di conforto che io devo uscire. Ossia, io devo uscire dalla mia zona di conforto. Se tu stai programmando la tua storia per un conforto, Dio farà una grande risata a te e dirà, tu non hai capito la visione che ti ho dato? Tu ce l'hai una visione. Io ti ho dato. La passione e interesse di Neemia era mentre lui stava bene a un palazzo. Adesso lui doveva andare a Gerusalemme, che era un disastro, e vedere la gente che era un disastro. La passione e l'interesse di ciascuno di noi a portare la gente a una nuova relazione con Dio. La gente che sta vivendo un disastro. Tu stai bene. Tu dirà, pastor, tu non conosci la mia storia. Eu não conosco, mas tu stai bene. Se tu não estivesse bene, tu não eri qui oggi. Se tu sei qua oggi è perché tu stai bene. Se tu hai cantato oggi le lodi qua è perché tu stai bene. Se tu hai capito il messaggio di oggi è perché tu stai bene. Tu stai molto bene. Ma la gente fuori non sta bene. Io devo uscire di questo palazzo qua e andare a questa mia Gerusalemme che è un disastro. A una gente che sta soffrendo e a creare relazionamento di questa gente con me e con Dio. Il tuo collega di lavoro sta male. Tu sapevi di questo? Sapevi o no? Il tuo collega lá di scuola sta molto male. Tu sapevi di questo? Mentre studiavo agronomia, no primo, secondo anno, havia um grande, não digo um grande amigo, mas uma pessoa que sempre se chiacchierava tanto, prendeva la Corriere insieme. Era uma pessoa molto vicina. Lunedì ho saputo che lui si è buttato su un ponte. Era morto. Suicidio. Eu era credente. Parlavo com lui de tante cose. Ma non sapevo che lui stava male. Fino a oggi mi ricordo. Fino a oggi, quando eu passo in quel ponte là dalla mia città, eu mi ricordo che lì ho perso non un amico, ma un collega di studio, di università. La gente sta male. E non sarà nessuna sorpresa che tuo amico o tua amica domani possa fare un danno alla propria vita. E noi stiamo bene. Ma io devo avere passione e interesse per questa gente. Número 2, quando existe passione e interesse, eu sono coinvolto adesso in questa storia. Versetto número 4 dice così: quando di queste parole, che cosa fece Neemia? Mi mise seduto, che cosa fece lui? Pianse. Pianto. E per molti giorni fu in grande tristezza. Che cosa fece Neemia? Digiunai, pregai davanti ao Dio del cielo. Quando esiste questo interesse, questa passione, esiste adesso un coinvolgimento sentimentale per questa storia. Adesso noi dobbiamo agire. Adesso noi dobbiamo cominciare a agire. Tu stai pregando per questo tuo amico o tua amica? Tu stai digiunando per un amico, un colega di scuola, di lavoro?
Tu estás sofrendo, piangendo per questa storia. E adesso esiste un coinvolgimento sentimentale. La mia sicurezza umana adesso, ciao. E o palazzo, ciao. Adesso eu comincio a pensare nella storia dei miei che stanno andando alla sofferenza eterna. E lì eu comincio a digiunare, a pregare, a piangere, a avere tristezza. Questa mia sicurezza adesso è messa in gioco. La visione che Dio mi dà è per uscire di questo. Perché adesso è una conquista del Signore camminare una nuova storia con Lui. Adesso la loro sofferenza fanno parte della mia vita. La loro sofferenza adesso fa parte della storia che eu devo camminare. Noi abbiamo adesso tanti cristiani che stanno soffrendo pensando em se stesso, stanno perdendo di vivere e godere la vita di quello che Dio ha dato e cominciare a soffrire per il problema degli altri. Non è il problema degli altri, è mio problema. Ci sono tanti cristiani che stanno perdendo di vedere la ricchezza di vedere una persona che ha trasformato. Ieri qua eravamo quasi 60 ragazzi, un bellissimo gruppo. E quando eu vedo questi ragazzi servindo ao Senhor, amando o Senhor, eu comincio a pensare, aleluia, o Espírito Santo è sceso su di loro, sta transformando. Ma questi ragazzi non posso continuare a pensare in loro stessi, devo vedere gli altri. Altrimenti finisce questo risveglio spirituale. O risveglio dello Spirito Santo è per gli altri, non per me. Eu devo adesso cominciare a coinvolgermi con una nuova storia. Eu devo entrare nella storia degli altri. La mia visione adesso è vedere quello che Dio mi ha chiamato, che è la visione del Signore. E è interessante questa frase di Neemia: per molti giorni fui in grande tristezza. Neemia non poteva avere una faccia triste, altrimenti lui poteva essere morto. Perché davanti ao re nessuno poteva apresentar-se triste. E Neemia stava rischiando, mas se ha coinvolto com la gente. Eu devo coinvolger-me com la gente que sofre. Existe uma tristeza. E eu devo essere triste com a tristeza della gente. Adesso é coinvolgimento. Número 3, mi coinvolgo. Digiuno, prego davanti ao Dio del cielo. Digiuniamo e preghiamo. Adesso è il sacrificio spirituale. Próxima domanda. Quando è stata l'ultima volta che tu hai digiunato per una persona che oggi sta soffrendo? Tu já hai fatto questo? Tu já hai digiunato per la tua famiglia? Tu já hai digiunato per un amico di lavoro? Tu já hai digiunato per un collega di scuola? Quando è stata l'ultima volta che tu hai digiunato per una persona che non sia la tua storia? Neemia ha digiunato, ha pregato. Anche lui voleva avere contatto con il re, ha fatto per questo, ma lui stava soffrendo con la gente. Si coinvolge. Adesso devo manifestare un sacrificio spirituale. E adesso questo sacrificio spirituale mio è soffrire con questa gente spiritualmente. Mi piace quando leggo questa storia, quello che Isaia ha risposto quando il Signore ha detto che lui era un uomo di labbra impure. Ma il Signore lo ha purificato e ha detto, la mia gente sta soffrendo. Che cosa Isaia ha detto? Che si ricorda? Comincia con ecco e finisce con mi. Eccomi. Mandami. Eccomi. Mandami. Tu puoi dire questa frase? Eccomi. Mandami. Eccomi. È quello che il Signore sta desiderando da te oggi. Quando eu te ho la visione del Signore, io vado. Quando riconosco la mia missione, io vado. Non c'è tempesta, non c'è tempo difficile. Eccomi. Eccomi, Signore. Manda a me. Manda a me. Eu vorrei salvare il mio popolo, Signore. Manda a me. Eu vorrei portare la gente a conoscenza del Signore. Manda a me. La visione del Signore è per te. Non si deve delegare agli altri. La tua gente, la visione è per te. Non è per gli altri risolvere. È con te. Eccomi. Manda a me. Neemia ebbe una visione. Io sono sicuro che noi come Chiesa abbiamo una visione.
Io sono sicuro che Dio ti ha dato una visione, altrimenti tu non eri un cristiano e tu non eri qua. Che cosa stai facendo? Se sei cristiano e se tu ce l'hai una visione del Signore, non perdi tempo nelle sciocchezze della vita. Priorità a quello che il Signore ti sta rivelando a te. È con te. Continueremo questa storia di Neemia per ancora le altre 8 domeniche. Ma per quelle altre 8 domeniche io già comincio a mettere i miei passi e i miei piedi in una strada che il Signore sta si rivelando a me. Amen, Chiesa? Qual è la tua visione? La nostra visione è nella potenza dello Spirito Santo. Portare la sana dottrina, la sana parola, a portare la gente a un ravvedimento e avere una relazione con Dio e con le persone. La tua visione è portare la gente a un relazionamento con il Signore, nella potenza dello Spirito Santo. Amen? Preghiamo. Chiudi i tuoi occhi. Se Dio ha parlato con te oggi di una persona, di una storia, parli con Dio. Se Dio sta parlando con te oggi di una storia o di qualche situazione tua, è lo Spirito Santo che si è rivelato a te. È un momento di offrire la tua vita e dire: eccomi, manda a me. Il come è con il Signore, non è con te. Il modo di agire è con il Signore, non è con te. Il Signore soltanto vuole usare la tua vita per la sua gloria, per manifestare qualcosa che ancora i tuoi occhi non hanno visto, e che questa gente possa avere una relazione profonda con il Signore di guarigione. Se il Signore ha parlato con te adesso, io ti sfido a inginocchiarsi davanti al Signore in questo momento e chiedere perdono e chiedere: Signore, usa la mia vita. Io finirò questo culto inginocchiato. E se tu vuoi in questo momento inginocchiarsi davanti al Signore e dire: Signore, la visione che tu mi hai dato oggi è questa. Io vorrei cominciare questa strada inginocchiato davanti a te, perché io voglio essere guidato dalla potenza dello Spirito Santo, guidato da te. Nosso Padre, essere inginocchiato, Padre, significa mi arrendo a te. Essere inginocchiato, Padre, sto dimostrando che io non ce la faccio, ma sotto, Padre, la presenza, potenza dello Spirito Santo posso essere guidato da te. Eccomi, manda a me. Neemia ha pregato per la sua gente. Soffriva tristezza e non ha giudicato, non ha girato le spalle. Neemia si coinvolge. Quando abbiamo una visione tua, Padre, esiste un coinvolgimento. Nosso Padre, che la tua Chiesa possa continuare salda, fortificata nella tua visione, essere guidata da te, oh Padre, nella potenza dello Spirito Santo. Rivelati, oh Padre, e che possiamo vedere, oh Padre, la tua gente in una completa dipendenza da te, facendo una opera, Padre, che ancora non abbiamo visto mai
non abbiamo mai visto, Padre. Usa la tua Chiesa, la tua gente. E anche noi, oh Padre, come persone possiamo abbandonare la nostra zona di comfort e agire, oh Padre, dove c'è una tristezza, dove c'è un caos, e portare, oh Padre, queste persone a un relazionamento con te. Io ti ringrazio perché tu sei il Dio che usa la nostra vita con la tua potenza. Tu sei un Dio che guarisce, trasforma, e gloria a te. Misericordia, Padre, misericordia, e usa la nostra vita, e che possiamo continuare perseveranti verso questa visione, fortificati in te, nella missione che tu ci hai donato. Noi che siamo, Padre, in questo momento per terra, vogliamo chiederti, usa la nostra vita nella tua potenza. Usa, Padre, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amém? E Dio ci benedica. E che possiamo vivere e camminare questa nuova storia con il Signore. Ok, Chiesa? Era solo Neemia che era triste. Noi non possiamo stare tristi, ok? Possiamo dare un abbraccio alla persona al nostro fianco, possiamo dare un saluto, stringere le mani e dire: continuiamo una visione che il Signore ci ha donato. Possiamo essere saldi in questa visione del Signore. Dio ti benedica. Amém? Possiamo cantare e lodare? Quale cantico? Cristo sei il mio rifugio, tu sei la mia visione, Cristo sei la mia sicurezza, Dio tu sei il mio grande donatore. Facciamo questo momento di raccolta, di offerta, di consacrazione al Signore. Avete visto, già siamo arrivati a quanto per cento? Metà mese? Non avete letto sull'informativo? 53%, alleluia! Alleluia, glória a Dio. E Dio continua a usare la sua Chiesa e che noi possiamo continuare ancora più fedeli a questa opera, ok? Momento di consacrazione, momento di decima, momento di responsabilità, momento di anche l'opera missionaria con questo maialini qua, ok? Che possiamo fare questo con la gioia che il Signore ci dà, ok? Così con il Signore che è il nostro rifugio, adoriamo, cantiamo e facciamo questo momento. È un sacrificio anche. Non è per noi, è per il Signore anche questo momento di offerta. Ok? 3, 2, 1, via! Cristo sei il mio rifugio, in te io confido. Cristo sei il mio rifugio, di te mi fido Signore, di te mi fido Signore. Ho una speranza, ho una speranza, ho un futuro, regali del Signore, regali del Signore. Cristo sei il mio rifugio,
Signore nostro Dio, ti ringraziamo tantissimo, Signore, perché la tua parola è veramente viva, Signore, e ci colpi, Signore, in una maniera tale, Signore, che siamo allegri, Signore, anche se questa parola sia difficile, sia sfidante, Signore, ma siamo sempre lieti con te, Signore, felici con te, perché tu non ci lasci, Signore, tu sei sempre veramente con noi, Signore. Tu sei un buon padre, come avevamo detto nelle canzoni, Signore, per questo ti ringraziamo, Padre mio. Ringraziamoti anche per le offerte, per le decime, Signore, che sirvano per lo sviluppo della tua Chiesa, come avevamo visto in questo giorno tramite la tua parola predicata dal nostro pastore, Signore. Nel nome di Gesù che ti chiediamo e nel nome di Gesù che ti ringraziamo, Signore. Amen e amen. Potete accomodarvi? Ok, grazie. Tu che sei con noi oggi la prima e seconda volta, Dio ti benedica e che possa camminare sempre in questa visione che il Signore ci ha donato, ok? E non perdere tempo con le piccole cose della vita, ma sempre salvo. Una bella settimana nel Signore, sempre. Ok, gli avvisi. Abbiamo più o meno, carissimi, 4, 5, 6 famiglie della Chiesa che stanno cercando appartamento in affitto. E non sono poche. E così, se tu sai di qualche vicino, parla com me, com o pastor Alessandro, perché abbiamo tante persone che stanno vivendo questa storia qua a Treviso, e anche a Belluno, ma soprattutto qua a Treviso, ok? E ho letto sul giornale 2 settimane fa che veramente non ci sono appartamenti e case in affitto, veramente è una rarità, e i prezzi sono alle stelle, ma se tu sai di qualcosa mi fai sapere, ok? Perché dobbiamo aiutare i nostri fratelli e sorelle, ok? Avviso, campeggio Intercamp, ok? Sono solo 3 posti, se tu non hai fatto ancora la tua iscrizione, ok? Sono solo 3 posti, ok? Già quasi tutto pronto, ok? Già fatto la tua iscrizione, ragazzi? Sì? Ok, non c'è ancora posti, tantissimo, ok? Ma già abbiamo partito con l'iscrizione per il nostro campeggio, capienza massima mi sembra 50 persone, no? Ok? Così stiamo per 27 a 30 di dicembre. E o culto di Capodanno faremo qua in chiesa, con questo culto che sarà gestito dai nostri ragazzi che andranno al campeggio, ok? Così sarà una bella festa e celebrazione in questa storia. Studi biblici, incontro di preghiera, cesso informativo, ok? Gli altri avvisi, stanno cominciando il corso di italiano per stranieri, ok? Qualcosa con Giorgia, e anche per gli allievi, quelli che studenti della scuola media, no? E superiori, potete informarsi con la Giorgia, ok? È una nuova attività della associazione, così italiano per gli stranieri e anche per un rinforzo per gli allievi della scuola media e superiore, potete parlare con la Giorgia che saranno qua alle lezioni, ok? Corso di batteria e percussione con Emerson, ok? Posso essere il primo allievo? Già iniziato, no? Ok, potete parlare con Emerson. Ci sono 3, 4... 2, ok. Va bene. Ottimo. Ok? Buona domenica.